Mister Mauro Zironelli, tris diretti al Chions, arriva finalmente, lo possiamo dire, la tanto attesa vittoria, prima vittoria casalinga. Sì, era importante fare i 3 punti a casa che ci tenevamo tantissimo. Finalmente è venuto anche un po' di gol in più rispetto al solito e sono contento per i ragazzi, per gli attaccanti, per tutti che abbiamo fatto gol con tutti i reparti, quindi sono contento di questo. E abbiamo fatto un primo tempo un po' troppo contratti, poi nel secondo tempo Dionisi ha messo un po' di tranquillità al reparto difensivo e siamo andati meglio. Poi con gli Abré in mezzo al campo abbiamo preso supremazia e abbiamo fatto gol, abbiamo fatto il terzo gol con Massimo che se lo meritavano perché hanno sempre lottato e purtroppo non ci è andata bene come fortuna, però alla fine oggi era importante, so che era 2 anni che non vincevano col Chions, quindi è un motivo in più di orgoglio e adesso sotto però alla prossima perché abbiamo perso tanto terreno e dobbiamo rifarci. Ha tanti valori, insomma, questa vittoria, la prima in casa, una vittoria nel derby, una vittoria dove siete stati capaci di rifarvi sotto, insomma, questa volta nessuna rimonta, siete andati Sì, avanti, vi hanno ripreso, ma poi l'avete ripresa voi. sì, guarda, ero terrorizzato sull'1-1 nel senso buono ovviamente perché purtroppo eravamo imprecisi, paurosi, poi come ho detto ho messo un po' di tranquillità a Matteo dietro e in mezzo siamo andati meglio un po' in tutti i reparti e abbiamo fatto 2 bei gol con Camarà su schema del Menato. Questo è quello che devono sentire i ragazzi dentro, e però per entusiasmare questo ambiente c'era bisogno prima di farlo noi. Abbiamo fatto una bella partita nel secondo tempo e speriamo che sia cambiata finalmente la fortuna e che ci siano vittorie da qua in avanti. Grazie mille.